Non era da solo Matteo Cecconi la mattina del 26 aprile mentre assumeva il nitrito di sodio per togliersi la vita. Era collegato in chat con una decina di persone, tutte iscritte ad un sito, una vera e propria chat del suicidio con 17.000 seguaci in tutto il mondo. Particolari tremendi di questa delicatissima vicenda che ci racconta con grande coraggio il papà di Matteo, Alessandro. Matteo dichiarava quello che stava facendo nella chat, quello che aveva intenzione di fare, e trovando il consenso, l'appoggio, la solidarietà delle persone che erano in chat con lui. Nessuna di queste ha in qualche modo cercato di dissuaderlo. Matteo si era iscritto al sito il 13 aprile, pochi giorni prima di morire, un sito che istiga il suicidio. Questo emerge chiaramente dai messaggi del giovane bassanese e degli altri partecipanti. Ti supportano in un momento in cui dovresti essere invece ascoltato e dissuaso, in cui il momento che dovrebbe essere superato e loro invece ti spianano alla strada perché ti aiutano a fare quello che vuoi fare. Ad interrompere la piattaforma della morte, la Procura di Roma che ha disposto l'oscuramento del sito dopo la morte di alcuni giovani della capitale. Alessandro Cecconi e la sua famiglia non si fermeranno, i siti del suicidio vanno bloccati e i ragazzi vanno aiutati a trovare la strada giusta per uscire dal buio della depressione. Abbiamo idea di portare avanti questa cosa qui, di chiudere ed impedire che questi siti possano operare, se possibile evitare la vendita libera e il libero commercio del sodio nitrito, ma consentire la vendita solo a professionisti, e siamo per l'identità digitale, per cui chi va in internet dovrebbe essere responsabile delle proprie parole, delle proprie azioni ed essere riconoscibile.